Benvenuti amici sportivi, un saluto da Claudio Costanzo dal campo sintetico di Mini Marina del Garden Club. Per la Wii Sport vi presento in esclusiva l'esordio stagionale del campionato di promozione Girone C, Città di Messina contro ACI Sant'Antonio, grande esclusiva della stagione sportiva dilettantistica targata Wii Sport SD. Il Città di Messina, dopo aver travolto tra andata e ritorno il Messina Sud nel primo turno di Coppa Sicilia, ora non vuole mancare l'appuntamento con una vittoria che confermerebbe i piani societari di questo grande inizio di campionato, anticipato da un mercato ancora più stellare. Qui con l'ausilio intanto della nostra grafica andiamo a scoprire le formazioni che quest'oggi scenderanno in campo. Assenti Arrigo e Cardia per i giallorossi di mister Basile, che schiera in campo un under più del regolamento. Dall'altro lato risponde l'ACI Sant'Antonio, una squadra rocciosa che è uscita lottando contro il Real ACI al primo turno. Arbitra l'incontro il signor La Rosa della sezione di Barcellona di Pozzo di Gotto, suoi assistenti Sorace e Gambino della sezione di Catania. Invece tutto pronto, tribuna gremita al Garden Club. Città di Messina che, come visto, scenderà in campo con Simone tra i pali, difesa a 4 formata da Iovine, Bombadra, Leo e Fragapane. Centrocampo nel quale aggiranno Arena e Ballarò e il giovane Silvestri. Attacco affidato al tridente formato da Galletta, Amante e Mancuso. Qui intanto siamo partiti, la prima occasione con Amante che lancia Galletta, velocissimo, la scheggia dei giallorossi, calcia al lato della posta difesa da Maraffino. Prima clamorosa occasione per il Città di Messina, inquadrata qui anche la panchina della formazione del presidente Cardullo. Grande scelta anche per mister Basile. Qui ancora Galletta, duetta con Ballarò che mette dentro per Amante, prova a liberarsi del tiro. Amante sposta il pallone sul mancino, ma ancora attento Maraffino in due tempi e poi allontana la difesa dell'ACI Sant'Antonio. Inizio prorompente del Città di Messina in questa prima frazione di gioco. Calcio di punizione affidato a Ballarò, va il giovane 97, termina alto il suo destro. Qui ancora Città di Messina avanti, sempre un Ballarò, recupera il pallone, Mancuso delizioso per Amanti, libera Amante al tiro, non riesce a chiudere il mancino l'ex Sporting Taormina numero 11. Manca l'appuntamento col gol questa prima frazione di gioco. Qui però Leo anticipa e parte a grandi falcate verso la porta avversaria. Infermabile Leo, duetta con Galletta che ora può puntare a difesa avversaria dalla sua posizione preferita, brucia il diretto avversario, mette dentro per Amante che non riesce a deviare in porta il pallone del giovane classe 97. Ora ancora calcio d'angolo per il Città di Messina che sta premendo la palla dentro per Bombara, Maraffino in due tempi. Ancora si deve superare l'estremo difensore dell'ACI Sant'Antonio. Altra occasione del Città di Messina con Amante che mette dentro, trova Leo che svetta tutto solo di testa sul primo palo e beffa l'estremo difensore dell'ACI Sant'Antonio. Città di Messina in vantaggio allo scadere della prima frazione di gioco. Ci pensa Salvatore Leo che dopo aver siglato la prima marcatura stagionale nell'andata della Coppa Sicilia contro il Messina Sud, firma anche la prima marcatura in campionato della squadra giallorossa, che così può chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio. Duplice fischio dell'arbitro La Rosa, decide Leo fin qui e allora noi possiamo passare con l'ausilio della nostra regia alla seconda frazione di gioco. ACI Sant'Antonio sotto per 1-0. Città di Messina che potrebbe centrare una vittoria che rilancerebbe subito la formazione di mister Basile, che siamo sicuri vorrà lottare per le zone nobili della classifica. Qui ancora Ballarò però da calcio di punizione, deviato il suo destro, tanto pioggia scrosciante sul sintetico del Garden Club. Qui Mancuso prova a calamitare questo pallone in aria, ci riesce, la mette giù col sinistro, va col destro Mancuso, sotto il diluvio il numero 7 classe 92 Ivan Mancuso pesca il jolly, un destro implacabile che termina all'angolino alto della porta difesa da Maraffino. Splendido, riapprezziamolo al rallenti il 2-0 di Ivan Mancuso, che qui ha ancora un'occasione, ma mette dentro per Galletta, salta in qualche modo l'avversario, Galletta va col mancino, palo del giovane classe 97. Ora rischia di dilagare il Città di Messina, prova a farsi vedere all'altro lato l'ACI Sant'Antonio con questa occasione, sul quale è tranquillo Simoni
ordinaria amministrazione quest'oggi per il numero 1 del Città di Messina, che qui parte le retrovie con Bombara, la palla va dall'altro lato per Amante, che pesca Galletta tutto solo, si può involare Galletta e firmare la sua prima marcatura stagionale, ci riesce il numero 9 classe 97 con questo diagonale preciso alla José María Callejon, batte Maraffino, il giovane furetto della formazione del Città di Messina, firma il 3-0 e chiude la partita quando è solo il 23esimo minuto del secondo tempo. Girandola di campi anche per mister Basile, esce Silvestri, tra gli applausi entra Scarfì, esce anche il numero 3 Fragapane per far posto a Marco Libro con il numero 18 e abbandona il campo anche il giovane Ballarò, che quest'oggi ha vestito il numero 10 per fare spazio al suo allenatore in seconda, D'Alessandro, che prenderà posto come al solito al centro del campo. Non ha più niente da dire questa partita e allora manda tutti sotto gli spogliatoi. Triplice fischio per il signor La Rosa, 3-0 per il Città di Messina, esordio strabiliante per la formazione di Nello Basile. E allora da Claudio Costanzo per la Wii Sport è proprio tutto, vi ringraziamo, alla prossima, restate connessi e sfondate il tasto mi piace.